Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Sono stati arrestati e rinchiusi nel carcere di Castrovillari gli esecutori dell'omicidio del bracciante agricolo bulgaro Angelov Krasimir, trovato morto la scorsa notte in una strada del villaggio turistico Marina di Sibari a Cassano Ionio. Si tratta di Kostel Abulic, 28 anni, Kristine Labulic, 29 e Gheorghita Suveianu, 37. Secondo la ricostruzione dell'accusa, forse a causa di un apprezzamento nei confronti di una ragazza, i tre avrebbero colpito Krasimir con calci e pugni sino a provocarne la morte. È stata denunciata a piede libero per favoreggiamento in omicidio una minorenne romena che viveva con loro. Si è presentato stamani al carcere di Palmi Domenico Bellocco, esponente di spicco dell'omonimo clan dell''Ndrangheta di Rosarno, latitante da luglio scorso, quando la DDA di Reggio Calabria mise a suo carico un provvedimento restrittivo nell'ambito dell'operazione Il Crimine. Il pregiudicato era stato arrestato il 31 gennaio scorso in un ristorante a Roma e condotto presso la casa circondariale di Regina Coeli. Domenico Bellocco è figlio del boss Michele. È venuto a Crotone per partecipare al convegno dell'Unione Giuristi Cattolici sulla legalità il sottosegretario all'interno Alfredo Mantovano, ma ha finito per parlare soprattutto di testimoni di giustizia. Il sottosegretario è stato infatti incalzato sui casi di Lea Garofalo e delle sorelle Castiglione, del Crotonese, ma anche di Pino Grasso e Francesca Franzè, che ha protestato davanti alla prefettura di Vibo Valentia. Mantovano ha sottolineato che lo Stato ha fatto tutto il possibile per la Garofalo e che sarà data protezione alla figlia Denise. È stato arrestato ieri dai carabinieri della compagnia di Cosenza un giovane di 28 anni, Francesco Attilio Oliveti. Il ragazzo, che sarebbe collegato ai clan locali, avrebbe tentato di estorcere denaro ad alcuni esercizi commerciali gestiti da cinesi nella zona di Corso Umberto e Piazza Matteotti. Oliveti si sarebbe presentato in alcuni negozi e avrebbe offerto protezione dietro il versamento di 200 euro mensili. I cinesi hanno denunciato i fatti ai militari, che hanno eseguito una serie di controlli e sono risaliti all'identità del giovane. Oggi abbiamo una certezza fondata che il disavanzo della sanità calabrese al 31 dicembre 2008 è di 1 miliardo e 200 milioni. Lo ha detto il presidente della regione Calabria, Giuseppe Scopelliti. Mi sembra quindi, ha aggiunto Scopelliti, che partiamo da un dato importante. Abbiamo acquisito un elemento che mette un punto fermo su questa situazione, purtroppo poco edificante per questa regione. E da qui ripartiamo. Al tavolo del 27 ottobre faremo valere le nostre posizioni e le scelte che abbiamo fatto e realizzato in questi mesi di lavoro. Si tratta di un gesto irresponsabile che danneggia i partecipanti, provenienti da tutta Italia, ritarda l'espletamento delle prove del concorso e contribuisce a dare un'immagine negativa del nostro territorio. Ad affermarlo l'assessore al personale di Cosenza, Carlo Salatino, in merito al falso allarme bomba all'Unical che ha fatto slittare il concorso indetto dal Comune per dirigenti. Per l'assessore è grave e inquietante. Un altro allarme bomba, infondato, è stato lanciato ieri a Reggio Calabria, nel quartiere di Santa Caterina, nel quartiere dei Boss. Sono stati pubblicati bandi di concorso per complessivi 22 posti a tempo pieno e indeterminato nel comune di Crotone. Ai posti banditi 3 di agente di polizia municipale, 2 di assistente amministrativo contabile, 3 di esperto amministrativo, 3 di esperto in attività tecniche e progettuali, 2 di specialistica attività tecnico-progettuali di opere pubbliche, 2 di specialistica in attività amministrativa, un posto specialista bibliotecario, archivista e un posto di specialista in attività di programmazione. L'ormai noto giovane attore poliedrico artista di origine crotonese Simone Borrelli sarà al prossimo Festival Internazionale del Film di Roma, tra gli interpreti del film in concorso L'estate di Martino, di Massimo Natale. Il film, tratto dalla pluripremiata sceneggiatura Luglio 80 di Giorgio Fabbri, racconta una favola immersa tra eventi storici, politici e sociali avvenuti nel luglio 1980. L'uscita del film nelle sale cinematografiche è invece prevista per il 19 novembre 2010.